L'Udinese si prepara a concludere la seconda cessione pesante della sua campagna trasferimenti estate 2026 e dopo aver salutato Attà, volato direzione Fiorentina per una cifra che tra parte fissa e bonus si aggirerà intorno alla quarantina di milioni di euro, si prepara anche a dividere le proprie strade con Thomas Christensen, difensore che sta per approdare all'Atalanta. L'accordo verbale è stato raggiunto tra le due società e si attende sostanzialmente l'ufficialità con gli ultimi dettagli da sistemare, ma non sembrano esserci particolari dubbi sul fatto che ormai il ragazzo danese andrà a vestire la maglia della Dea nella prossima annata. Un'operazione che, in teoria, da quanto è emerso, poi come sempre c'è un minimo di forbice, si balla di magari un paio di milioni, ma in sostanza dovrebbe essere un trasferimento da 22 milioni di euro subito, più 5 di bonus, subito tra virgolette, nel senso che dovrebbe esserci un iniziale prestito con poi la Dea che andrà a versare con un obbligo di riscatto i soldi ai bianconeri e vedremo se saranno anche più di quei 22 con la parte dedicata ai bonus. Alla fine, comunque, anche per quanto riguarda Christensen, i bianconeri incassano la cifra pensata senza fare particolari sconti. Un po' come è accaduto appunto con Attà, è un udinese che in quest'estate fortunatamente non ha bisogno di correre per effettuare cessioni, avrebbe voluto dare più continuità possibile al gruppo, per ora la sta dando, perde un secondo pezzo, devo dire, se Attà l'anno scorso ha inciso particolarmente, anche Christensen ha inciso particolarmente, ma sinceramente è parso anche un po' più facile da sostituire. Sappiamo perfettamente che in difesa quello veramente tosto da sostituire in caso di partenza sarebbe Solé, quindi non me ne voglia Christensen, ma sicuramente è un'altra uscita che fa male fino a un certo punto. La cifra è consona con quanto mostrato dal ragazzo in campo e per quello che è il valore, quelli che sono i prezzi dettati dal mercato ultimamente. Un giocatore che ha avuto un triennio ad Udine per mostrare le sue capacità, un percorso che è stato di crescita, purtroppo non l'abbiamo mai visto per un'annata intera, nel senso che ha sempre avuto qualche acciacco qui e là, e tant'è che l'anno scorso è l'annata in cui ha giocato di più, 2400 minuti, che però sono ancora ben lontani dai 3000 e fischia, scusi il termine tecnico, 3000 e fischia di un'annata completa da titolare in Serie A. E abbiamo già visto, per esempio, al suo posto Bertola che ha tutt'altro che sfigurato, anzi ha fatto più che egregiamente il suo compito lì in difesa. Lo stesso Christensen in un'intervista abbastanza evitabile, ma vabbè, l'aveva rilasciata. In Danimarca aveva sostanzialmente detto a chiare lettere che voleva tentare il salto in una squadra di blasone un po' più consolidato, che puntasse a obiettivi di coppe europee, come può essere l'Atalanta. Un'Atalanta che non è però facilissima in realtà da decriptare per questa stagione, perché va vista. Con Sarri, il nuovo ciclo, bisognerà un po' vedere come completeranno la rosa, però sulla carta dovrebbe comunque puntare ad arrivare tra le prime sette. Alla fine diciamo che l'Udinese viene accontentata perché riceve il prezzo che aveva prefissato per il cartellino del ragazzo. Il ragazzo viene accontentato perché va in una squadra che comunque ormai bazzica dalle parti dell'Europa in una maniera abbastanza costante, punta a restarci e ha fatto un investimento comunque pesante perché più di 20 milioni non sono poca cosa. Prima di continuare, come sempre, tuttoudinese.it, sito che riguarda 24 ore su 24 lo sport in Friuli, pagine Facebook, Instagram e Twitter omonime, facilissimo trovarci, tuttoudinese.it. Per quanto riguarda poi qui su YouTube, condividete, iscrivetevi, lasciate un like e se volete comunicare ad amici e parenti, il canale YouTube è a sua volta omonimo, tuttoudinese.it. È facilissimo da trovare, quindi mi raccomando iscrivetevi per non perdere nessuno dei nostri contenuti. Come state vedendo stiamo cercando, dopo la parte tutta scritta sul sito, dopo la parte sui post social, di mettere sempre più contenuti anche lunghi a video. Ora, come dicevo inizialmente, la cessione di Christensen era qualcosa che nell'aria c'era e come ho già detto in altri video,
probabilmente proprio perché Mr. Runjic era consapevole di poter perdere uno, se non due, bisognerà vedere poi adesso come si concluderà il mercato estivo, pezzi là dietro, ovvero Christensen e Solé, ha fatto diversi esperimenti nella linea difensiva. Bertola non è più un oggetto misterioso, ha fatto il salto dalla B alla A e l'anno scorso quando è stato chiamato in causa ha fornito delle prestazioni sicuramente interessanti. Dopodiché, oltre a Bertola, possono giocare tranquillamente nel suo ruolo di braccetto di destra anche Palme a Banqua. Soprattutto a Banqua ha fatto un precampionato dove mi è piaciuto molto, sia in fase difensiva che in fase di spinta, che è un qualcosa che ormai nel calcio moderno è fondamentale. E mi sembra cresciuto ulteriormente dopo la Natal Watford. Già nell'estate scorsa non mi era dispiaciuto il percorso di crescita del ragazzo. Potrebbe anche essere arrivato il momento per lui di restare in prima squadra. Quindi, e per quanto riguarda il ruolo di perno centrale, sappiamo perfettamente che comunque Cabasele è sempre pronto all'uso. Dopodiché, arriverà un difensore? È possibile, ma con caratteristiche probabilmente diverse da Christensen. Perché la sensazione è che serva più che altro un giocatore, se non in grado di giocare al centro, almeno di giocare anche a sinistra. Più o meno centro e sinistra sono i ruoli dove l'Udinese magari è un po' più a corto di scelte, perché Palma, Abanqua e Bertola non hanno bazzicato più di tanto da quelle parti a livello di slot difensivi, mentre invece per esempio Christensen ha giocato principalmente a destra, è stato provato perno centrale, soprattutto dopo l'addio di Biol, non aveva neanche sfigurato inizialmente, poi dopo il suo infortunio è emerso un Cabasele molto più leader per quanto riguarda il ruolo di perno centrale, perché il perno centrale deve anche un po' essere il comandante della difesa, e sicuramente Cabasele ha meno magari talento, però sicuramente ha molta più esperienza di Christensen e lo si è vista da questo punto di vista. Christensen ha bazzicato anche al centro e potenzialmente è stato utilizzato, soprattutto all'inizio della sua carriera ad Udine, anche a sinistra. Settore del campo dove ha faticato un po', non ha regalato esattamente le sue migliori prestazioni nel settore sinistro del terreno di gioco, però potenzialmente poteva fare anche quello. Ora l'Udinese si ritrova con una difesa con tanti ragazzi, molto interessanti, una difesa molto lunga, però non particolarmente duttile, perché Abanqua e Palma li abbiamo visti praticamente sempre a destra, Bertola uguale, Goglicizze pure. Forse qualche ragazzo potrebbe essere adattato al centro, Mlacic per esempio, però la sensazione è che manchi leggermente d'utilità, tant'è che, ripeto, il mister ha approfittato del precampionato per fare diversi esperimenti, provando anche i ragazzi in più posizioni per capire un attimo quale possa essere la necessità in sede di mercato in entrata. Quindi, un difensore arriverà? Con tutta probabilità sì, non è sicuro al 100% perché la coperta è già molto lunga, però se si troveranno le soluzioni giuste per dare spazio altrove a qualche giovane, probabilmente un innesto arriverà per cercare di dare un po' più anche appunto di possibilità di scelta al mister. Bisognerà vedere che caratteristiche verranno cercate e chi arriverà. In caso c'è il rumor su Juan Jesus, un ragazzo che comunque non è più così ragazzo, nel senso che ha 35 anni, quindi sarebbe un usato sicuro. Però sarebbe effettivamente un profilo capace di giocare sia al centro che a sinistra. Poi sappiamo che c'è stato il rumor su Mendy. Mendy, un ragazzo che però diciamo è un po' più profilo magari da Udinese, però ecco, la richiesta di 15 milioni di euro non sembra essere molto nelle corde del Capriano. Ci sarebbe Baschirotto, però secondo me per caratteristiche poi non andresti in realtà a dare troppa d'utilità perché è più o meno simile a certi ragazzi che hai. Poi c'è anche emerso il nome Gudeli, un altro profilo completamente diverso, più play difensivo, capace di giocare anche al centrocampo. Diciamo che la sensazione è che Runjic voglia un ragazzo esperto, perché hai già tanti giovani e quindi vorrebbe
un ragazzo per fare da chioccia insieme a Cabasele. Poi c'è anche il rumor Williamsen dell'Erenven come che gioca in Olanda nella stessa squadra di Klaverborg, che potrebbe essere un profilo per la porta, visto che si cerca anche un vice. Williamsen difensore mancino, quindi anche lì si andrebbe ad aggiungere un tassello che probabilmente non hai, visto che c'è il sole Bosse, capace di giocare, che ha un passato da difensore del settore sinistro. Quindi vediamo un po' cosa accadrà. Per ora, la cosa che sembra ormai certa, salvo colpi di scena clamorosi, che però nel mercato ci sono stati, quello che sembra certo è che Christensen andrà a chiudere la sua esperienza all'Udinese per passare all'Atalanta, andando a sostituire il partente Jim City. Con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, ricordatevi l'iscrizione e il like, un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!